Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo tornati su SmackDown, Hercules The Pine in inglese, perfetto. Vediamo se magari adesso ci possono dare dei match un po' più semplici, visto che finora ho fatto solo match impossibili, grazie. Allora, qua cosa possiamo fare? Training Room. Parliamo con Shelton Benjamin. Siamo un po' in difficoltà, abbiamo perso il titolo degli Stati Uniti, che però insomma è un titolo che ce ne freghiamo. Vai. Beh. Ecco, ce l'ho scelto. 5 punti esperienza, godo. Abbiamo attaccato Benjamin. Allora, attributi, posso migliorare un po' la forza. Esperienza 26, ma porca miseria, ma è impossibile, oh. Cioè praticamente impossibile. Bene. Ok. Vediamo che match abbiamo. Non abbiamo match? Ah, proprio non ci vogliono, va bene. Qua John Cena vince il titolo degli Stati Uniti. Qua vince Rico. E il Brock, va bene. Grazie. Cioè, non abbiamo match, però stiamo salendo un po'. Maggio, secondo me, non ci vogliono più bene quelli di SmackDown. Finirei che chiedo di andare a Raw. Ok, qua c'è qualcosa, non c'è niente, ma per il momento non chiediamo niente. Dai, 4. Vediamo se c'è qualcosa per moi. Shelton Benjamin, Charlie Haas, Big Show e Train, Rikishi, oh ma che spots. Niente. Grazie. 2 settimane proprio perse. Ok. Ehi Benoit. C'è l'evento a Londra. Vai. Andiamo, ci dà esperienza. Montreal, Quebec. Cazzo, siamo in casa, no? devi farmi fare qualcosa in casa, però. Vediamo se c'è qualcosa. Ma perché? Cioè, ma fate schifo, non mi fanno fare più niente sti stronzi, oh. Va bene. Grazie. Il prossimo mese siamo a Londra, però veramente non farmi fare nulla, però sono proprio delle merde. Andiamo dal general manager, oh, voglio qualcosa. Vediamo se mi mettono a qualcosa, vediamo se mi mettono a fare qualcosa. Vediamo se mi inseriscono in qualcosa. Speriamo. Ok ragazzi, ci riprovo contro John Cena. Vai. Andiamo a prendercelo, raga. Ok ragazzi, andiamo. Cazzo, John Cena ne ha già 2 finisher però, Hai capito? E ciao. Oi! Sì, vabbè, ma perché patteggiare? Non me lo ricordavo sta cosa! Non me la ricordavo! Aia! Non me la ricordavo questa. Ok. Vieni, vieni. The Canadian Clipper vuole riprendersi il titolo. Mamma mia. Dai John Cena, dai John. Io Cena. No, l'avevo parata, vabbè. Va bene. L'avevo parata ma non importa.
Drop break, dai. Ora John Cena scatenato. Si vede che quando forse non mi ricordo più. Quando richiedi il match per il titolo sono molto più forti. Me la ricordavo sta cosa. No. Sbagliato. Perché sta entrando nel match. Oh, ho sbagliato. Ma Benoit c'è di cuore. Benoit riesce a liberarsi dalla morsa siniana. Grande Benoit. Dai, pian pianino. Dai che ci riprendiamo il titolo. Aia. È dura però ragazzi. Non lo ricordavo così difficile. Mignotta. Oh. Aia. No, Cena non rompere. Non sto liberando. Sono preso molto male. È partito con 2 finisher però. Benoit, bravo Benoit. Pian pianino. Vabbè. Aia. Ma vaffanculo. Troppa fatica però ragazzi, troppa fatica. Vuoi il gioco duro allora? Aia. Vabbè, ma... Vabbè. Sì, sono rotto il cazzo, però non può partire con 2 finisher, dai. Niente da fare, non ne vinciamo una, non ne vinciamo più una. Non ne vinciamo più una. John Cena mantiene il titolo però, fioi. Cioè, non ho parole, cazzo, ne vinciamo mezzo. Bene. Mai, siamo 78, vabbè. Judgment Day. Adesso non mi ricordo, se voi vi ricordate, se perché è partito già con 2 finisher, probabilmente quando fai la richiesta per il titolo è così, presumo. Non mi ricordo più, ragazzi. Sono passati troppi anni. Judgment Day, ma... Parliamo con Cena, spacco la testa sto stronzo. Iniziata malissimo la carriera. E là, Lita. Ok. Me la cali? No, niente. Ok, 5% di esperienza. Adesso possiamo... Oh. Ma perché? 25 di esperienza, non mi ricordo più, non mi ricordo più, ammazza. È ufficiale. Ok, allora, beh, qua sono il tag team. Vince Ric Flair e Batista all'Evolution, grandissimi.
Oh, il Championship lo vince Undertaker e invece il World Heavyweight Champion lo mantiene Triple H. Perfetto. No, non voglio il tag team. No, guarda, tag team champion proprio no. Adesso forse possiamo finalmente... Vorrei vincerne una però magari, grazie ragazzi. Sarei contento di poterne vincere una. A questo punto ragazzi non chiediamo un match per il titolo perché abbiamo visto che è un po' dura. Ma quando vado nel tour inglese? Ok. Ok. Ok, sono eccitato, oggi farò un match. Non c'è niente. Sette e mezzo, siamo saliti un po'. Ok. E adesso siamo contro Sean O'Hare. Vita contro Sable. Rey Mysterio perde il titolo con Charlie Haas, non c'è. Vabbè, questa, cioè, se non vinciamo questa, mi incazzo. Vai. Ecco. Bella partenza. Capisco che il livello di difficoltà non è semplice, ma è che non gioco da tanti anni. Mi sarei rotto i coglioni. Dai. Ok. Dai che Benoit è un po' più forte adesso. Abbiamo quel mezzo punto. Ok. Dai Chris. Ma porca miseria. Bravo. Dai. Buono. Molto buono. Adesso dobbiamo svegliarci però, Dobbiamo svegliarci adesso. Bravo Chris. Bravo Chris. Ok. Perché riesco ad andare sulle corde? Ok. Sono rincoglionito. Va bene, penso che possiamo anche tergiversare un po'. Oh, ma li sto provando tutti, raga, ve lo giuro. Ok. Buono. Bellissimo Benoit. E adesso per piacere andiamo a farlo. No! Ma perché adesso non ve lo fa più? Ma sta scherzando? Ecco. Niente. Non riesco a farla. Me la fai fare? Ci sto provando in tutti i modi.
Ti odio! Ti odio! Fammela fare! Ok, finalmente. Vai nel bot! Io volevo schienarlo però l'amico. Ok, sicuramente non sta bene. Ok. Sharpshooter! Lo stiamo massacrando, ma non basta. Non basta. Vai. Niente. Io non posso vincere. Non posso vincere. No, che male! Fly nel bot! Mamma mia! Dai, cazzo! Alleluia! Torniamo alla vittoria contro una pippa, ma vabbè, insomma, accontentiamoci, Peppe. Accontentiamoci. Contro il pippone obeso. Vediamo Vince. Cosa succede? Attenzione! Non ci siamo fatti un amico. Beh, almeno abbiamo vinto, che figata però. Attenzione, siamo... Guarda che stronzo. Ok. E adesso abbiamo un match qua nei parcheggi. Oh! Ma guarda che figata che era una volta, adesso vedo. Non me lo ricordavo più sta cosa. Ecco. Ciao. Guarda come scappa. Guarda come scappa la merda. Va sul muletto. Ciao. 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 Ok. Dai che è morto. No, non ci credo. Aia. Dai che è massacrato ormai. Aia. Aia. Crepa, crepa. Crepa, 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 crepa.
puoi morire. Dai, hai perso ormai. 1, 2. Tieni duro. Vai. Clipper crossface in mezzo al parcheggio. Purtroppo l'è dura. Beh, non sta bene comunque il ragazzo, Ok. Lo infortuniamo, cazzo. Non so se ci sia la possibilità. Lo stiamo veramente sporetola. Eccola qua. Seconda clipper. Vediamo se la faccio. Niente, ancora ci vuole ancora tempo, purtroppo. Però spero di prendere bella esperienza, insomma, con tutte ste imprese di Benoit. Ok. 1, 2, 3. ciao. Andata. Massacratus. Speriamo di avere veramente bei punti di esperienza, soprattutto, che è quello che ci serve. Beh, 24 di esperienza. Molto bene. No, neanche visto. Ma che coglionazzo, troppo veloce. Dai, ci facciamo il pay per view, ci siamo e dopo chiudiamo. Insurrection. Oh, Charlie Haas. Ma cosa volete, la prima faida? Sì, se non ti arriva bene. Vedremo. Peccato non facciamo sentire le canzoni. Sì, quando vuoi andiamo. Table match su. Beh. Ok. E siamo al pay per view. Inizia la prima rivalità. Vai. Aia. Siamo sul mio terreno, caro mio. Quindi solo per sottomissione possiamo vincere al pay per view. Prima rivalità con Charlie Haas. E Benoit. Insomma, non mi spaventa troppo Charlie. Merda. Aia. Ma dai, ma sei un porco allora. Merda. Devo stare attenti, Non si sa mai. Può sempre scapparci l'impresa. Speriamo non ci sia Vince McMahon, non per i maroni. Vabbè, ma fai il figo, ma chi sei? Ma chi sei? Ciao amore. Oh, che palle. Però non poter mettere le musichette, veramente, è fastidiosissimo,
Charlie Haas le sta un po' subendo, Vai Fioi. Bravo. Ok. L'op break. Bisogna distruggerlo perché non è semplice. Aia. Abbiamo visto che non è facile vincere sotto missione. Porca troia. Si continua. Botta e risposta ancora. Ancora. Ma alla fine vinco io. Charlie, non rompere i maroni, Charlie. Neckbreaker distruttivo. Che si vede la differenza, con mezzo punto in più. Vai che voliamo. Bellissima. Oh, e si vola! Non ci capisce più niente Charlie Haas. È ancora presto per la Clipper. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma sei un pippone peso. Merda. Ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? Io sono dei Canadian Clipper, tu non sei niente. Ma no, devo fare l'altra roba, scusate ragazzi. Dobbiamo cominciare a distruggerlo. Anche il viso. Quindi poi mi apro la strada alla Clipper Crossface. Ok. Buono. Rope brache, Fiori. Ok. Dai che la chiudiamo. Eccola qua, sharpshooter. Dai. C'è sharpshooter, Clipper Crossface, scusate. Ma siamo ancora distantissimi. Ci vorrà una vita. Sarà lungo sto match. Sì, ci vuole così tanto però, Sarà un match epico in questo pay per view. Charlie Haas oggi non ci sta capendo molto, Aia. Comincio a essere un po' anch'io danneggiato dal fisico. Però Charlie ha messo tanto male. Give up. Yes sir! Ti attacco anche, stronzo, mi hai attaccato tu. Silenzio Charlie, io sono il numero 1. Benoit si incazza e la folla gode. Ciao Haas. Sei proprio one pip Charlie Haas, one pip. Buono, dai, abbiamo recuperato bene. Ottimo. Ci
Prendiamo bei soldini, torniamo a 81, siamo a 40, tra poco ci alziamo ancora la forza, che è la cosa più importante. Buono raga, prossima tappa, la seconda settimana di giugno ad Atlanta, Georgia, ma per il momento, grande Benoit. Ciao!